Rinizia la stagione e quella del Villalba inizia alla grandissima 5-0 alla neopromossa Vicovaro e chiaro segnale alle altre big del girone B. Prima chance è del Villalba, lancio di Laurato ad innescare la corsa di La Rosa che al volo con il destro tira forte il pallone, termina fuori. Sempre Laurato, più ispirato dei suoi, mette dentro questo cross, libera momentaneamente la difesa del Vicovaro. Chiavon poi di prima intenzione, al quarto arriva anche la prima chance degli ospiti. Taverna con il collo destro non riesce a sorprendere. 4-8. 2 minuti dopo Orlando dalla lunga distanza, bravissimo, 4-8. Panita ha la chance per portare avanti i suoi con il sinistro, conclusione forte ma imprecisa anche la sua. Al 40° avviene l'episodio che rompe l'equilibrio, Ianzi interviene così sulla rosa per l'arbitro, non c'è neanche un dubbio, calcio di rigore. Laurato trasforma dagli 11 metri e mette la ciliegina a questi suoi primi 45 spettacolari minuti. Nella ripresa approccia bene la squadra di Lillo, gol di Taverna ma per il guardalinee è fuori gioco. Perde una brutta palla qui la rosa, Solitari ne approfitta, fa tutto bene tranne però la conclusione che non si infila alle spalle di 4-8. Erroraccio del Vicovaro, ne approfitta Shainas, ha due opzioni, destra, sinistra, fa tutto da solo e lo fa benissimo Shainas, 2-0 per il Villalba. In dolce attesa anche il numero 8. Laurato si mette di nuovo in mostra, cavalca sulla sinistra, cross dolce sul secondo palo dove ad attenderlo c'è Regis, il pallone però non giunge al destinatario. Ranieri tocca di mano il pallone, per l'arbitro è calcio di rigore e espulsione per il difensore verdarancio. Dal dischetto Laurato concede la palla a Regis, collo destro e portiere nuovamente bucato. Il Villalba cala il tris. Negli ultimi 5 minuti dilaga il Villalba, Shainas spedisce Giovanazzi in porta, il numero 17 appena entrato fa 4-0. Nell'ultimo giro di lancette Mizzoni lancia Sacco, l'altro attaccante neoentrato, controlla e diagonale vincente. Uragano Villalba quest'oggi che porta 3 punti pesanti a casa ai danni di un Vicovaro che forse ha pagato troppo l'emozione del salto di categoria.